Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Dopo la grande vittoria di Amsterdam mi sono allenato un pochino e adesso torniamo a difficoltà difficile, ovviamente. Vediamo se si è salvata. Difficoltà difficile e godo. Mi farò cagare, va bene? Il ranking. Noi siamo 57esimi con 520 punti. Nella race, dove siamo nella race? Sempre così. Forse nel cemento si è messo un po' meglio, sì, ma poca roba. Va bene. Abbiamo un torneazzo. Ah, non possiamo farlo. Ah, allora finisce la stagione. Finisce a cazzo del season. Finisce la stagione 1. Un vero e proprio fiasco. Dai, non essere troppo severa. È vero, non ha soddisfatto le nostre aspettative, ma a volte succede. Non lo so. Una stagione così lascia l'amaro in bocca. Grazie. Avevo grandi aspettative per lui quest'anno. Ora non esageriamo, continuerà a Ma stai lavorare. buono. Ah, siamo tutti a 0 adesso. Ah, indoor però, giusto, che pippotto. Quindi qua noi ripartiamo dal 17esimo posto. Dobbiamo difendere dei punti, credo che c'è sempre sta cosa. E basta, insomma. Vediamo una cosa, però sono curioso. Alcaraz. Ah, vedi, te la fa vedere sta cosa. Attività stagione, questo te lo fa vedere almeno. Vai. Niente, no, annulla. Calendario, cominciamo con un allenamento. Cos'è che mi manca? Affronta 2 terreni di prova, 2 esercitazioni. Terreni di prova. Qua non c'ho un cacchio però. Devo ancora sbloccare a sto punto. Esercitazioni con bersaglio. Vabbè, ci spariamo questo e ci becchiamo dopo l'allenamento, ovviamente. Ok ragazzi, allora adesso cominciamo il torneo, siamo a difficoltà, ricontrolliamo difficile e vediamo che succede. Se vediamo che abbiamo proprio troppi problemi, perché ho visto che in finale ho vinto veramente dopo 4-3, 3-4 e al tie break, quindi in sofferenza mostruosa. Quindi teniamo così, insomma, magari per livellarci un po'. Ok, cominciamo Auckland che abbiamo fatto i quarti di finale l'anno scorso, vediamo se riusciamo a migliorare. Siamo contro il livello 14 con un dritto a dir poco scandaloso, ma è forte nelle volée. Ok, secondo anno dopo un primo anno veramente difficile. E si parte ragazzi. E si parte. Ho seguito anche i vostri consigli. E si parte con una bella risposta. Lui questo è forte nelle volée, quindi sarà sempre a rete. Infatti serve in volley. Sì. Abbiamo capito come gioca il porco. Mamma. Ok. Relax, come relax. Buono. Andiamo di lob, però sto qua è forte. Invece la sbaglia. E gol, dai che stiamo giocando bene. Proviamo il pallonetto. Yes, you are the mask. Yes. Ragazzi, siamo difficili, calma, sto migliorando. Ecco, meno male che ha un dritto malvagio. Stiamo giocando un po'. Qua mi sono scoperto troppo. Calma, sono subito contro Black. Fanculo.
Qualcuno mi ha detto che gioco troppo lontano dal campo ed è vero, ma perché ho paura, ragazzi. Dai che sono i punti... No, che palle... I paletti sono il mio... ragazzi, sono il mio colpo. Mai colpo, mai colpo. Sta calma, invece. Brutto. Brutto. Yes. Calma, ragazzi, calma. Ed è signoriace, signoriace, signoriace. Secondo disco consecutivo veniva giù lo stadio. Io ascolto. Questa è una bella risposta. Io ascolto i consigli. No, che sbaglio. Ma questo non puoi. Ragazzi, in difficoltà Dixon, incredibile. Mason Dixon. E là l'angolo, serve and volley, che dovrebbe essere il mio gioco. L'ha presa. Non ci credo, questo è un brutto errore. Cosa ha messo? Ma cosa ho salvato? Stiamo giocando da fenomeni. Sì, 2-0, incredibile. Crollo dixoniano. Ma stiamo calmi. Oh, finalmente. Bello. Questo è il gioco che deve fare lui. Non devo concedergli questi colpi. Bello sul servizio. Se me la batte così, cosa... Ah, peccato. Se batte così il porco è dura però, questo è fortissimo, le volesse. Se indovina... questo è un 40-0 pesante. Nulla da dire, calmo, mi sono gasato troppo presto. Ah. Brutto. Calma, calma, Kuma. Questo ho cominciato a giocare. Cosa ho fatto? Però la salva. No, brutto. 0,30. Questo è pesante. In seconda. Calma. Sono gasato troppo presto. No. Mamma mia, che cacchio. Devo recuperare un 0,40. Eccola là. 2-2. Incredibile, incredibile. Beffa atrocissima. Se sbaglio questi però sono una P, vedi. Sto sbagliando colpi semplici, ma porca miseria, calma. È un bel passante, niente lob. Niente, non me ne viene più. Adesso però non ne sbaglia più. Non è questo essere sui coglioni. Questo è passato da essere una pippa. Fuori. Dai, dai, dai. Bella risposta, ma qua chiude. No, mi salvo ancora. Dai, sbaglia. Sì! Sì, cazzo, stanco anche. Buono, buono. Non è sempre domenica. Dai, brecchiamolo di nuovo, brecchiamolo. Buono, ciao. Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi.
i servizi però, Kuma, i servizi. Dai che stiamo cominciando a ingranare. Bello questo. Beh, qua, quando fa così, non c'è verso. No, che brutto errore. Cosa fa? Non ci credo. Dorme. Brutto. Yes. Dai, set point. Questo è uno stupendo servizio. E mi apro il campo. Qua ho sprecato tanto. Ecco, me lo merito sto errore. Me lo merito. Dorme, l'uomo dorme. Buono, buono. Primo set è andato. Bello, bello. Molto bello. Ciao. Questa grossa difficoltà. Seconda. Yes, non c'è con la testa Dixon. Veneziani in questo secondo anno. Questo è veramente un brutto colpo. Niente, questo non ci capisce niente con i pallonetti. Anche stanchissimo questo. Ciao! Ragazzi, incredibile, a livello difficile la stiamo dominando. Un veneziano rinfrancato in questo secondo anno. Non è ancora vinta, ovviamente. Sta martellando adesso. L'ho sbagliata. La sbaglio. Non è sempre domenica, Beppe. Che culo. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Brutto. No, doppio fallo che non ci voleva. Primo doppio fallo di giornata. Gliel'ho regalata. No, bruttissimo, orcami no. Doppia breccata. Guarda, per 2 errori così sto riaprendo il set. Questo era bello. Qua ho paura che mi brecca il porco. Cosa si è inventato? Ecco, questo è proprio un errore che non dovevo fare, secondo me. Vedi, pensavo di avere in testa mia di averla già vinta. E questo è il tennis. Stiamo sbagliando tanto adesso, però. Non posso sprecare questa occasione a livello difficile. Guarda come gliela metto. Ciao. Sto esagerando. Sto esagerando.
Erroraccio di Kuma. Erroraccio. E moso cazzi. Eccola là. Giusto così. Non ci ho capito niente, non ci ho capito. E la tiro addosso, ma non basta. No, dai, non andiamoli, però non andiamo al tai cazzi, incredibile. Oh. Come è girata per un doppio fallo la partita. Incredibile. Niente, non ne sbaglia più una lui. Ha capito il mio gioco, purtroppo. No, mi piacerebbe proprio perderla così, perché non merito di perderla. Leggiamo un attimo. Yes! Yes, dai che si fa... soffre smorzate. No, brutta questa. Sì, mamma mia, sbagliando tanto, adesso è stanco. Cosa mi ha messo? Cosa mi ha messo? Ah. Brutto errore mio adesso. Adesso è set point, incredibile. Non muore mai questo. No, ho sbagliato. E si va al tie break, incredibile. Cosa ho buttato via? Eccola là. E la perdo adesso, incredibile. Guarda come le mette adesso tie break, è difficile batterli. Guarda che roba, Dio. Che schifo. Che schifo, madonna. Questa è proprio una ladrata, però. Calma, Kuma. Non è finita. Adesso chiaramente non sbaglia più. Yes, dai. Ho un mini break, ma non è finita. E fa l'ace adesso. E fa l'ace adesso, la merda. Sì, che risposta. Recupero il mini break. Adesso non devo avere il braccino, non devo aver paura. Ecco. Incredibile. Cosa sto buttando via? Non sbaglia più niente lui adesso. Non sbaglia più niente, è incredibile. Adesso è dura. Adesso è dura. Non sbaglia più niente, non sbaglia più nulla, pazzesco. Che partita ho buttato via, mamma mia. Ho buttato via la partita della vita. Non è finita, ma è dura. Se riesco per una volta ad avere un po' di bava. Yes.
entra più una palla. No, ma non puoi sbagliarmela così. Vabbè, dai, devo perdere, ho capito. Proprio un errore gratuito. Me la regalo io. Ero convinto di farcela, sono sincero, ero proprio convinto. Beh, out, ma no, vai. Va bene. Ho paura che... Troppo tardi ormai. Peccato. Bello. Perdo, ma sono vicino alla vittoria difficile. Incredibile. Incredibile, incredibile. Non ho parole. Adesso vediamo di fare un allenamento. Proviamo a farne un altro. Siamo a un nuovo status adesso. Devo vincere 3 tornei top spin 250, 220 case di campioni, a fronte a 2 tornei top spin 500. Qua devo farmi il culo, Proviamo uno New Delhi. Contro 17. Ho perso una grande occasione prima, secondo me. Avevo vinto il primo set bene. E l'ho messo bene anche il secondo, ma... La tensione... Anastasia, abbiamo affrontato questo. Questo è quello che picchia forte. Mi manca un po' di freddezza nel momento topico. E poi vabbè, loro non sbagliano mai quando conta, però veramente non sbagliano mai. Beh certo, beh ovvio. Chiaramente. Sono queste le cose che mi buttano giù. Buono. Siamo vicini a con difficile. Perché anch'io non voglio riabbassarlo. Perché sono sicuro che le vinco. Che comunque i tornei a fatica. Ma li porto a casa. E non voglio che sia scontato. Tanto ho aumentato lo status ed è già qualcosa. Non sbagliano mai, oh. Eccola là, e la mette lui. Va bene, va bene. Però siamo sempre là a giocare 11 e 17, c'è tanta differenza di abilità. È questo che mi sta in culo, sinceramente. Anche loro sbagliano. Come ha fatto a prenderla non lo so, bravo, però qua bella giocata. Sta spingendo. Bello sto colpo. Sì! Che recupero. Calma, Cube, calma. Proprio grande, rimonta mostruosa del talentissimo. Non gasiamoci perché tanto sappiamo che dopo loro si inventano il capolavoro.
Non mi sento che è vicina stavolta. Cioè, in suo secondo anno devo assolutamente far bene perché devo vincere anche tanti tornei se voglio progredire. Si è persa. Bravo. Ho coperto malissimo il campo. Era un gran colpo, ma ovviamente l'ha presa. Anche questa. Bella sta qua. Niente. Era un po' tiro di merda, ovviamente. Gesù Christ. Adesso lui si inventa i colpi perfetti, ovviamente. Buono. Buono, buono. Ogni tanto. Sto venendo male, però adesso. Dai. Tutti i tiri perfetti o buoni, ma comunque. Oh, bella, bella, bella. Grande come. È un bel ace. No, doppio... no, non posso regalarle in doppio fallo. È questo che non sopporto. Quando faccio sti errori. Proprio gli regalo il game. No, meno male. Salvato. Bello, non era male. Come... no, la salva. La salva, la sbaglio io però. Colpa mia, colpa mia. Anastasia. No! No, era fuori, l'ho vista fuori, incredibile. L'ho vista fuori, l'ho lasciata andare. Vabbè. Leggero culo di Anastasia, incredibile. Ma come cacchio l'ha salvata? Meno male, oh. Mamma mia, oh. Guarda, tutte sulla linea li vanno adesso da Anastasia. Il mitologico Anastasia. Quando è così difficile che la metto. Infatti. Non posso volere, sono ancora scarso. Cosa urli? Mamma mia. Brutta, questi quando sbaglio questi difficilmente faccio il punto poi. Qua mi salvo bene. E dopo la butto via così. Devo scalare un po' le classifiche perché sennò veramente altro che baby prodigio, baby pippa. No, che erroraccio. Sì, sono dei però è colpa mia, troppi colpi errati. Due a 1, perdo anche questa. Nulla. Dopo quando comincio a sbagliare un po' perdo fiducia. Quello è il problema. Guarda che mi ha risposto di bava, ma guardalo. Ovviamente fall.
Non perdere la fiducia, venezianone. Sono molto stanco adesso. Perché? Non lo pago. Mentre ormai lui gira tutto. Sì, non è che può andarti sempre bene, però, Ah. Malissimo. Questi sono gli errori. Sì. Dai. Che dirlo, è solo un uomo, cavolo, non ha niente più di me, a parte 6 livelli di vantaggio. Sì. Che bello sto gioco però, ragazzi. Troppo difficile, per questo è bello. Non potevo far nulla qua. Mamma mia! Adesso si sta inventando. Dai, si inventa i servizi per salvarci il culo. Adesso è ingiocabile. È questo che non sopporto. Cioè, in un secondo diventa ingiocabile. Che sbaglio. E dopo la sbaglio io, zio cane. Ma Dio santo. Ace. Riesce a fare sempre ace. Ingiocabile. Sbagliatissimo. Niente, questi li sbaglio tutti. Ma tutte le salva. Gol. Peccato non era brutto. Mi spiegate come l'ha salvato questo? Non c'è. Che bello, Anastasia. Un bell'uomo. Perché le salva tutte? Tutte le salva. Eccola. Anche questa? No, vabbè. No, impossibile. No, vabbè, battute, vabbè. Ora sto zitto che è meglio perché è impossibile salvarle tutte. Oh, ma... Peccato. No, il doppio faro l'ho sbagliata. Finta ce la fa. Troppi errori, troppi errori. Sì, vabbè, ciao. Ci becchiamo per il adesso cerco di andare un po' da solo, sennò è troppo lungo il video. Ragazzi, vinciamo secondo 7-3 o 1. Ancora tie break. Mamma mia.
Vediamo se riesco ancora a perdere tie break. Quando sarà il momento del Cuba? 1-0 Santos. Silenzio. Santos. Tutte le prende. No, fanculo. Che sfiga, oh. Adesso non le sbaglio più, non lo so. Incredibile. Santos. Metti qualche ace che mi servirebbero come il pane. Ah. Perché stanco. Ma io sbaglio tutto. Sento troppo la tensione, ragazzi. Bruttissimo. Niente. Niente da fare. Niente da fare. Quando conta, sbaglio sempre. E lui chiaramente la mette anche sempre, però. Anche questo ha preso? 4-3 Santos. Bellissimo questo. 5-3 Santos. Three Santos. Metti qualche scuba, niente da fare. Santos. Fa cuff. Eccola là. Il cagatone lo dovevo fare. Cosa ha salvato? Questa non può essere. Anche questa. E questa no. Anche qui. Sì, che cacchio. Basta. Sulla linea, Dio. Santos. Sulla linea. Calma. Santos. Potevo avanzare, ho avuto paura. Finalmente! Difficile. Finalmente, ragazzi. Finalmente la porto a casa. Che sofferenza, Beppe. Mamma mia. E si vola ai quarti. Aiuto. Raga, saluto il comandante veneziano. Questa è una gran soddisfazione. Siamo contro Cassian Guzman.
Godo, raga, alla prossima. Ciao!